Amici bellini, voglio celebrare Lang. Pensate un pochino la mia testa dove sta. Un po' perché quello che abbiamo detto anche in live, grazie ai vostri spunti, già anticipato praticamente l'analisi. Però ci sono alcune cose che non avevo visto e sono quelle che vi voglio far vedere. Cominciamo. Si lagga a pazzi, è perché ho l'iPad già collegato per farvi vedere quelle immagini. Qua non va, però io lo so. Benvenuto Marco Morra. Tra i nuovi iscritti, tra l'altro so che c'è qualcuno di voi che non è iscritto ma i video gli appaiono e dici ma io che mi iscrivo a fare tanto, quello un video al giorno lo fa, io mi collego, lo so, avete ragione anche voi. E poi l'algoritmo ha suggerito Messico 86 a qualcuno oggi, quindi i nuovi iscritti sappiate che c'è una canzone, mi farebbe piacere che voi la ascoltaste, la metto in descrizione così. Quella c'è sempre stata in descrizione, ma ve lo dico perché se non vi dico le cose. Lasciate un like e andiamo veloci. Io faccio tardi a portarvi questa analisi perché ascolto gli altri, voglio capire, seleziono quelli che posso ascoltare. Alcuni mi danno anche soddisfazione, insomma qualche intuizione l'abbiamo in pre-partita, qualche intuizione la confermiamo durante la reaction che è sempre un pochino sporcata dall'emozione della partita e poi dopo te la rivedi e hai delle conferme. Qua non c'è bisogno di dirvi niente, sapete benissimo di cosa si tratta, quelle cose che poi quando uno qua tu non bene Di Lorenzo, diciamolo, io poi arriverò a Lang, però veramente servirebbe un applauso generale a tutti, ci alziamo in piedi e facciamo un applauso a sti ragazzi che stanno stringendo i denti perché comunque pochi ricambi, specialmente al centrocampo, lo sappiamo, ma non è solamente per lo sforzo fisico che stanno facendo, rimanere applicati nella partita e fare una cosa diversa ad ogni partita rispetto all'avversario, non è poco e non è banale. Qui noi siamo veramente 3-5-2 proprio puro, però non lo dovete immaginare come il 3-5-2 alla Inter con Calhanoglu che cala ed è il regista basso, così come il Napoli quando gioca a 3 c'è Lobotka regista basso. No, il triangolo si è shiftato e lo andiamo a vedere. Però diamo merito a Di Lorenzo che qua in anticipo secco su Zaccagni recupera questo pallone alto, quindi noi abbiamo tutti gli accoppiamenti che avete già visto nel video, però adesso li rivediamo, e recupero alto della palla e qua si sviluppa il gol del Napoli. Lo vedete, Spinazzola sta qua che sta seguendo l'azione e Elmas qua, sono chiave, sono posizioni chiavi, movimenti chiave. Quando la palla arriva a Politano, applausi a Politano, se lo meriterebbe la copertina. Non lo so cosa metto in copertina perché vorrei quasi essere polemico su Sarri e fare qualche click in più giusto sulle spalle di Sarri, però lo voglio spiegare bene perché chi è il dinosauro. Io ho sentito gente che ha dichiarato, che ha definito Conte un dinosauro, quando Conte è stato modernissimo da subito, ci ha fatto vedere 50 moduli diversi, approcci diversissimi. Sarri sicuramente ha un problema con la Lazio perché non gli hanno fatto il mercato, i giocatori non adatti al suo calcio, e però sveglia, inventati qualcosa. Invece vabbè, non voglio fare polemica con Sarri, voglio dare merito a Conte. Qua parte il cross di Politano da quinto a quinto, ovviamente bello che Spinazzola arriva, chiude, gol, però qua è bello anche vedere il movimento che fa sul primo palo Højlund e la posizione di Elmas molto centrale costringe Marusic a stare qua. Nel momento in cui Marusic sta così centrale, e quante volte lo abbiamo visto sia con Sarri all'epoca, perché la linea è la linea e sono i posizionamenti, tu devi sempre dare priorità a quelle che sono le coperture centrali, e quante volte lo abbiamo subito anche noi il gol che arriva dal quinto perché magari Di Lorenzo si stringeva troppo. E qua il Napoli sfrutta proprio questo difetto del difendere in questa maniera, che ha un vantaggio perché non sono solo difetti. Il modo in cui difende Sarri non dà la profondità a Højlund, il Napoli lo accetta. L'importanza del canale YouTube. YouTube potentissimo.
fa giocare a Højlund una partita di sacrificio incredibile e sfrutta le fasce laterali. E qua la soddisfazione è doppia e tripla. Mentre uno si può concentrare sull'esultanza di Elmas con Spinazzola, l'esultanza di McTominay con Spinazzola, io vi faccio vedere che Højlund al gol va direttamente ad abbracciare Politano. Sono piccolezze, sono dettagli, però è capito, io ho fatto il movimento, la palla non è arrivata a me, vado ad abbracciare l'assist man. Voglio, non è banale, è una cosa bella, vuol dire che anche Politano stava sentendo il bisogno di essere protagonista proprio sul tabellino, e infatti ci sono molte esultanze che fanno intorno a lui. Lo stesso Spinazzola, quando riceve poi l'abbraccio dei compagni, si rivolge a Politano. Le leadership le dobbiamo riconoscere, che ci piacciono o no, le dobbiamo riconoscere, e Politano è uno di questi. Scott dice proprio bravissimo, e si vede che Scott sta provando a parlare italiano, sta studiando, gli dice proprio un bravissimo, proprio convinto proprio. Scott ha fatto una partita dietro le quinte, nella partita veramente importante, anche il modo in cui si è rivolto a Zaccagni un paio di volte. What the fuck? What do you want? Lì stanno uscendo i valori, oltre che i valori dei calciatori, i valori tecnici, proprio i valori umani di alcuni giocatori di uno spessore superiore ad altri. Vi faccio vedere questo contrasto che per me è falloso, che insomma i complimenti a Rrahmani non si sprecano ed è giusto farli. In questo caso Rrahmani cincischia un po' col pallone, per me questo è fallo, quindi fallo. Non è un errore di Rrahmani, si va avanti, fa calcio di punizione per il Napoli, però l'arbitro non lo chiama, e faccio vedere questo perché ho sentito qualche laziale con Zaccagni a capo di tutto lamentarsi dell'arbitraggio, dire che il gol poi del Napoli arriva su una cosa inesistente. Occhio, perché qua voi non avete segnato, non ne avete approfittato, ma l'arbitro ha lasciato correre. C'era Noslin a tu per tu con Milinkovic-Savic che accenna l'uscita, poi si ferma, insomma poi ci schiavate anche voi, però e quindi è un metro che dobbiamo considerare, che poi è cambiato durante la partita. Qualche cartellino giallo forse doveva uscire prima, di modo da non poi rendere la partita più nervosa come è successo nel secondo tempo, ma qua per me questo è fallo. I laziali possono dire di no, ma se mi lamentate di quella cosa là dove è arrivato il gol del Napoli, io mi lamento di questa cosa qua, e quindi siamo parapatta e pace. Mi dispiace. Bello farvi vedere questo, insomma il modo in cui il Napoli va ad occupare gli spazi mettendo in difficoltà insomma la Lazio. Højlund fa reparto da solo, ne va ad occupare anche due, sta arrivando poi Neres, ma la posizione di entrambi, di Neres e di Elmas, in questa zona qua mette in difficoltà chiunque, perché Cataldi è preso in mezzo, le due mezzeali che sono Basic e Guendouzi si trovano poi alle spalle Lobotka e McTominay, e l'ampiezza garantita da Politano e da Spinazzola deve essere controllata dai terzini, quindi i terzini che vanno qua, in questo caso sta più avanzato Luca Pellegrini, insomma proprio studiata per bene, come si affronta la squadra che gioca a zona nelle mezze linee, perché loro non rompono la linea, non ci sarà uno dei difensori che va a rompere la linea, a prendere il sottopunta, il Neres e l'Elmas, così di conseguenza li metti in difficoltà proprio in questi mezzi spazi, e da quello sviluppo poi si arriva a questo cross di Neres proprio con Elmas che prenderà una traversa bruttissima, nel senso bellissima. Mi ha fatto star male, perché sarebbe stata proprio la conclusione ideale di tutto un lavoro preparato e così, però ho visto che in generale tutto il pubblico è riuscito ad apprezzare la prestazione di Elmas, anche se non ha segnato, se non ha portato assi. Sull'espulsione di Noslin, il nostro capitano come al solito dolcissimo anche con gli avversari, lo rincuora, lo tranquillizza. Ho visto anche un video dove se la prende con Mazzocchi, dice ma perché reagisci, non va bene, stai calmo, non ti devi far provocare. Proprio un modo di essere capitano proprio diversissimo da tutti i capitani d'Italia. Mentre lui faceva così, Zaccagni stava urlando con l'arbitro come un ossesso, però il fallo da dietro, cioè era proprio limpido, non lo puoi prendere il pallone, se Buongiorno se n'è andato, intervieni da dietro puoi solamente prendere la gamba. Il classico giallo da regolamento dove non puoi lamentarti di nulla. E qua, prima di tutto, Conte, che non è solo un guerriero a parole,
mettersi in mezzo a due bestioni che se le stanno quasi per dare, che si affrontano, guardate che la tensione dei muscoli è al massimo possibile, cioè senza qualcuno che ti divide là, non sono solo minacce, qua si arriva a rischiare, si arriva a rischiare che è partito il cervello e nessuno indietreggia, quindi primo Conte, che fisicamente si mette in mezzo per evitare il peggio. Poi qua io vi devo far vedere Lang, perché tra tutti quelli che poi piano piano arrivano, Lang è il primo ad arrivare di corsa e a prendere il più violento di tutti, che è sempre Guendouzi, che nel momento in cui si è reso conto, ovviamente c'è una rissa, arriva Guendouzi e si sa nel calcio chi è che poi andrà a fare la rissa. Lang fa una corsa per andarlo a prendere, lo tira giusto in tempo prima che Guendouzi si sferri contro Mazzocchi. Qua non sono arrivati ancora i giocatori del Napoli, c'è solo Conte a proteggerlo e a dividerli. Piano piano Politano, piano piano Di Lorenzo sta arrivando, credo sia Gutierrez qua, Lang fa una corsa. Questo Wagyu non è poco, un giocatore che ha la testa altrove, un giocatore che vuole andarsene dal Napoli, che sta pensando di andarsene, che vuole avere più minutaggio, sicuramente vuole avere più minutaggio, ma un giocatore che ha la testa altrove perché sta giocando poco, questi scatti non li fa, a difesa di un compagno che probabilmente non rivedrà se tra poco viene venduto. Quindi io mi sento di escludere a posteriori, cioè dopo aver visto tutto questo, Lang non se ne può andare, Lang può solo migliorare, in questa squadra ci sta tutto. Poi è chiaro, in campo deve farci vedere di più, Conte, discorsi che già conosciamo. Però questa secondo me è mentalità di gruppo, lui nel gruppo c'è, lo sentono i compagni queste cose, è importante andare a difendere il compagno quando succede una rissa, momento da evitare questo di Mazzocchi, che però mi permette di vedere come Lang faccia parte di questo gruppo. E non è il caso di vendere lui per andare a prendere un Laurienté che poi ti gioca sulle punte che non sappiamo. No, Lang. Va bene Lang, dobbiamo vendere, vendiamo Luke, vediamo se stiamo offrendo a chiunque, vediamo. Un Gesù quanto è bello Oriali, ma è una bellezza incredibile, tutto contento col cappellino, che bello. E poi quello che non si vede, ovviamente, quello che devo andare a prendere io perché negli highlights non esce, è proprio questo, cioè tu poi il modulo lo dichiari dalla fase difensiva, perché in fase offensiva tutti si muovono, allora Spinazzola che è attaccante, no? Però proprio qui si vedono proprio bene gli accoppiamenti, Højlund, Ghila, Neres su Romagnoli, con un po' più di spazio, perché poi non vuoi scoprire completamente, sarebbe inutile, un po' più di spazio per Marusic e Spinazzola, Politano, Pellegrini, anche perché se la palla arriva sugli esterni, il tempo che loro la stoppano, si girano e la fanno ripartire, tranquillamente Spinazzola e Politano hanno il tempo di arrivare a chiudere, quindi non gli lasciano un passaggio facile. Poi qua, questa è la cosa che mi fa godere di più, perché una delle cose che non mi aveva mai fatto impazzire era quando Lobotka doveva fare tantissimo campo per andare a prendere il play, e poi con il rischio del doppio lavoro, perché hai pure scoperto dietro e devi ritornare. Troppo lavoro, non si può fare. Lo fai fare ad Elmas, che poi già sta là, perché Elmas nel momento in cui ha recuperato il pallone, che ci mette a ritornare nella sua zona, che è questa qua vicina a quella di Neres, è perfetto, con Højlund che va a fare il puntero centrale ad occupare quegli spazi. È una roba bellissima. Già fatto un altro disegno evitabile, si sono lamentati di questa cosa qua. E vabbè, io vi ripeto, ho visto mezzo replay, come abbiamo visto mezzo replay di Neres, insomma si fa male da solo. Ci hanno parlato di distorsione, speriamo che in una quindicina di giorni si risolve, perché Neres ci serve come il pane. Si vede e non si vede, però ho sentito che Noslin la tocca di mano perché viene spinto, in realtà c'è l'appoggio della mano ma non viene spinto, prima la tocca di mano e poi cade. Però veramente non c'è un replay dove vi dico è assolutamente mano così, rimango col dubbio, con una situazione abbastanza grigia dove ci sta che un tifoso della Lazio si possa lamentare. Però uguale quello Noslin Rrahmani. Qua si deve sottolineare che Rrahmani sta così alto su Noslin, perché poi il calcio di punizione arriva da vicino l'aria, quindi è bello questo da sottolineare. Ma ci sta, se vi volete lamentare di questo lo accetto, e io mi lamento del fallo non chiamato a Noslin, che poi porta a quel pericolo che non si sviluppa, vabbè. E già potreste lasciare dei like già in generale adesso. Andiamo a vedere le pagelle degli amici Bellini per Immacan combinata.
Ambe, Savic 6+, veramente c'è poco da commentare, Calma, vedi, calma. 6,5 per Di Lorenzo, molto bene, molto meglio, sottolineiamolo, perché comunque ha giocato da braccetto puro questa volta. Non è, se andate a vedere pure le posizioni medie, sì, lui spinge, perché ma come spinge Bastoni da braccetto puro, è stato molto meno una difesa a 4, perché dovevamo sfruttare l'ampiezza di Politano e Spinazzola. Voglio una cosa nuova ad ogni partita: Dinosauro Conte, dinosaurissimo. 7,5 Rachmani, la cosa di cui sopra, quella ingenuità, però era fallo, però non è stato chiamato. Se fosse la Lazio poi avremmo parlato però diamo merito a Rachmani, che va anche al gol. 7 per questo mostro che ha tolto il posto a Buongiorno, una cosa incredibile. Vediamo se per la prossima magari la salta, in modo tale da non rischiare di essere squalificato per l'Inter, di modo che Conte possa scegliere il migliore da utilizzare contro l'Inter, che sarà la partita dell'anno. È già praticamente la partita decisiva. Andiamo piano. Meritatissimo il premio Oriali per Politano questa volta, che entra nel tabellino con 2 assist, uno da calcio piazzato, non è poco, uno di destro, adoro, lo sapete. E adesso vediamo se dovrà essere utilizzato al posto di Neres in zona un po' sottopunta, che è una cosa che Neres fa meglio di lui. Speriamo bene, perché si sta trovando proprio alla grande a fare questo sembra quasi che sai poco. Allora, quarto, quinto, che si sovrappone con Neres e con Di Lorenzo, era proprio la zona ideale. Lobotka a 2 non può giocare, statevi bene. McTominay a pezzi, se lo togli da solo il 4-3 può fare al massimo, perché non lo mettiamo prima punta? Statevi bene. Spinazzola, ex giocatore, non lo so se qualcuno ha detto Spinazzola, le altre cose le hanno dette, le ho sentite. Spinazzola, ex giocatore, qualcuno l'avrà detto. Noi ribadiamo che è un grandissimo giocatore di calcio e che sta anche lui vivendo una nuova giovinezza, e finché regge fisicamente ce ne sono pochi efficaci come lui su quella fascia, ambidestro, imprevedibile, tanta corsa, tanta qualità, che bellezza. Statevi bene, Neres, stati bene, nel senso, stammi bene, ti prego, torna al più presto. Mi sono proprio spaventato a vederlo poi cadere da solo, stampelle e tutto. Non sappiamo l'entità, quale grado è la distorsione, però torna presto, perché qua dobbiamo vedere chi può fare quel lavoro. Forse Lang, forse lo stesso Elmas, forse Politano, vediamo. Højlund, il lavoraccio di Højlund, che in questa partita non doveva, si è ritagliato da solo un'occasione, ma se Elmas sta là sotto punta e nessuno scala e ce ne hai 2 addosso, lui fa la lotta greco-romana a Roma, greco-romana, e permette agli altri di risplendere, non è poco. Il premio Vicio va a Mazzocchi perché perde un po' la testa, lo capisco onestamente, non è che ti fai spingere e mettere le mani addosso senza reagire, difficile mantenere la freddezza, lo capisco, peccato però, perché sarebbe tornato utile e la partita col Verona la deve saltare. Buongiorno procura la prima espulsione, anche questo vale. Gutierrez vediamo se sarà utilizzato, perché le abbiamo fatte le varie ipotesi, ma ne parliamo domani, perché domani già c'è campionato, mettete le formazioni. E Lang senza voto no, Ambrosino pure si è mosso bene, Conte 7,5 è il minimo, l'arbitro 5,5 va bene, ma questo non è senza voto, è tipo sono vostro, cioè fa parte del gruppo. Tipo, servo veramente, può servire, può tornarci utile. Scrivetemi nei commenti che cos'è questo SV di Lang che partecipa alla rissa, perché potrebbe essere sfizioso. A quanto pare l'algoritmo sta lavorando a pazzi, Pure il Fabio Versatile ha trovato delle mie canzoni vecchie, dei remix interessanti. Ma il numero fondamentale è questo qua. Cataldi è il Lobotka di Sarri della Lazio. Riesce a fare solo 16 passaggi, cioè il regista riesce a fare solo 16 passaggi precisi, 24 tocchi in totale. Ora voi dite, ma magari partita contro l'Udinese 71 tocchi, contro la Cremonese 84 tocchi, contro il Parma sempre tra i migliori in campo 65 tocchi, e pigliamo pure il Bologna, che è una squadra che ti viene a prendere a uomo, e allora l'uomo sul regista, un po' come ha fatto Elmas, 42 tocchi, comunque il doppio di quello che gli ha concesso Elmas. Questo non si vede se noi guardiamo solamente la palla. Il lavoro oscuro che fanno i giocatori, e non parlo solo di Elmas ma di tutti i giocatori che fanno sugli avversari,
è un lavoro di Conte che va dato a Conte, va dato atto a Conte, va dato atto ai calciatori di stare perché devi stare concentrato al massimo, devi stare bene fisicamente e devi farlo per 90 minuti. Se ti salta mezza volta saltano tutti gli equilibri, perché il famoso calcio relazionale posizionale non è banale, non lo banalizzate perché non lo accetto. La vedete bene questa volta la difesa a 3 con i movimenti di Di Lorenzo che sono meno esterni, sono più interni. Rachmani a tutto campo sulla difesa, Juan Jesus a tutto campo sulla difesa, McTominay serissimo, Lobotka super serissimo, Spinazzola ampiezza, Politano ampiezza ma più in avanti, perché Juan Jesus resta a fare un po' il centrale, Di Lorenzo va, Neres che risulta il più avanzato perché Højlund viene comunque incontro ad occupare la difesa, e questa posizione di Elmas, che meraviglia! Gong alla Fiorentina, vai. Insomma, i vostri like, perché domani dobbiamo già parlare del Verona, faremo un'analisi della Serie A, top 11, flop 11, tutti gli arbitraggi di merda che fanno, non lo so cosa uscirà, devo stare appresso alla cronaca, e se voi mi seguite a prescindere mi fa piacere. C'è anche il canale Telegram dove voi non perdete poi le eventuali notifiche. Se non volete essere iscritti al canale su YouTube, almeno il canale fate Vobbis.